Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta anche oggi, domenica 4 luglio e prima di iniziare con la cronaca fra pochi minuti ci collegheremo da Treviso, da Villa Margherita con la nostra Marta Marangon e con Simone Merlo, dove in questo momento è in corso un importante progetto, l'inaugurazione di un progetto voluto fortemente da Mirella Tuzzato dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Un progetto che si chiama Villa Margherita Parco Inclusivo, con attività motorie estive per le persone con disabilità. Alla cerimonia sono presenti anche il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi e poi anche ovviamente il sindaco di Treviso Mario Conte. Dunque fra pochi minuti ci collegheremo insieme alla nostra Marta Marangon per sapere qualcosa di più riguardo a questo progetto. Ma torniamo invece a parlare purtroppo di cronaca con una tragedia che è avvenuta in Veneto ieri nel tardo pomeriggio ed esattamente a Sant'Anna di Alfaedo nel Veronese. Due vittime, purtroppo giovanissime, due bambini di 7 anni, si chiamavano Tommaso e Michele. I due bambini sono morti nel crollo della ghiacciaia, andavano a scuola assieme, più o meno coetanei, invece il bambino e la bambina rimasti feriti in maniera non grave, trasportati con l'elicottero all'ospedale, dunque due vittime, due feriti. I bambini, secondo la ricostruzione, stavano giocando sul tetto fatto di lastre di pietra di una vecchia ghiacciaia in disuso vicino alla pozza di abbeveraggio delle mucche a un centinaio di metri dalla malga. Quando il tetto ha ceduto i bambini sono caduti e sono stati travolti però dalle pesanti lastre. Sul posto i presenti, corsi subito in aiuto, hanno tentato invano tutte le manovre di rianimazione, fra l'altro a rendere più difficili i soccorsi alla scarsa copertura telefonica che c'è proprio nell'area. Sulla vicenda è intervenuto ovviamente anche il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Un'immensa tragedia, difficile, dice, da accettare. Ai genitori va tutta la mia vicinanza e il cordoglio dell'intera città e la disponibilità per ogni necessità. Nel giorno delle esequie verrà indetto il lutto cittadino per testimoniare la partecipazione di tutta la nostra comunità. Sul posto, nel luogo della tragedia, sono arrivati i carabinieri, gli elicotteri di Verona, Emergenza e Trento, attivate le squadre di soccorso alpino e del soccorso Speleo di Verona. Come detto, purtroppo due bimbi sono rimasti vittime di 7 anni, mentre due bambini più o meno coetanei di 7-8 anni sono stati invece ricoverati in ospedale e non sarebbero in gravi condizioni e non in pericolo di vita. Dunque questa è la notizia. Purtroppo l'intera comunità, l'abbiamo detto, è sotto shock, l'intera comunità, ma non solo, tutto il Veneto è sotto shock. Parliamo invece di Covid. Il nostro paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo e questo dato ha avuto una conseguenza molto forte. La situazione è cambiata positivamente, a dirlo è proprio il ministro della Salute Roberto Speranza. Va detto però, e sottolinea questo aspetto, non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida e serve la massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli, ha aggiunto il ministro, e affermando che la partita è ancora tutta da giocare e l'epidemia non è assolutamente chiusa. Dunque queste novità. Adesso io vedo che dovrebbe essere già, si dovrebbe collegare adesso in diretta con noi la nostra Marta Marangon, come vi dicevo, per un progetto importante a Villa Margherita. Marta, buongiorno. Ci stanno seguendo da casa, siamo qui a Villa Margherita nella barchessa di questa splendida struttura che fino a qualche anno fa ospitava il comando interregionale dei carabinieri e che dopo appunto l'andata via dell'arma è rimasta chiusa. Quest'oggi siamo qui perché viene presentata un'iniziativa molto bella che prevede la riapertura di questa storica struttura, del parco meraviglioso, di questa storica struttura per attività motorie estive per le persone con disabilità. Villa Margherita Parco Inclusivo si chiama questa iniziativa e la promotrice dell'evento è Mirella Tuzzato dei Veneti Schiacciati dalla Crisi. Buongiorno Mirella, grazie naturalmente per questo evento bellissimo. Vuole spiegare ai telespettatori di cosa si tratta?
Semplicissimo, Villa Margherita inclusiva, aperta alla cittadinanza, aperta a tutti, dove uno non dovrà più dire vado a trovare l'handicappato, il diversamente abile, vado a fare una partita di scacchi con Mario, vado a giocare una partita di carte con Paola, vado a leggere un libro semplicemente assieme ad altre persone. Questo è l'obiettivo, includere, non dividere. Questo è il mio obiettivo e grazie veramente a tutta la squadra che ho avuto, una squadra di volontari enorme che ha lavorato in pochissimo tempo per realizzare questo obiettivo, includere. Ecco, qui stiamo vedendo tanti rappresentanti delle associazioni della città, dei CEOD, le famiglie. Che cosa rappresenterà per tutte queste persone un progetto come questo di Villa Margherita? Il respiro. Li faremo respirare, li faremo divertire, li faremo giocare. Ecco, sarà per loro un momento veramente, dopo tanti anni di sofferenze, di serenità. Questo dovrà diventare Villa Margherita e si chiamerà Villa Margherita. Ecco, lei ha aperto l'incontro di oggi con un pensiero ad una bambina che ha un po' ispirato anche questo progetto, no Mirella? La piccola Beatrice, saluto mamma Valentina, la famiglia, un abbraccio grande a mamma Valentina, che doveva essere qua con noi, ma ha deciso di no. Ha deciso di fare un altro percorso. Forse è stata lei che mi ha mandato il sole. Tutti i miei bambini che sono là. Però è qua. Basta. Ecco Mirella, sappiamo che in queste occasioni ci sono sempre i ringraziamenti, no? Ne abbiamo sentiti tanti perché davvero sono tante le persone che si sono adoperate, ci hanno messo l'anima, il cuore, il portafoglio anche, perché non dobbiamo dimenticarlo, no? Anche questo serve per un'iniziativa di questo genere. Il suo grazie più grande a chi va? A tutti, non c'è un grazie, ci sono milioni di grazie. È una grande famiglia che abbiamo creato, che mi supporta, mi aiuta, mi dice vai avanti, ci siamo noi e siamo arrivati a questo oggi. E devo ringraziare il sindaco Mario Conte che non mi ha detto di no, poteva dirmi di no, tanto io non ero mai entrata, non sapevo neppure cos'era questo parco, poteva dirmi per questioni di sicurezza. E invece bisogna dire la sensibilità di questo sindaco. Abbiamo il governatore più amato d'Italia, forse diventerà il sindaco più amato d'Italia, chissà, perché ha la sensibilità di capire, di andare oltre la politica, destra, sinistra, centro. Qui è questione di sensibilità, di volere aiutare questi ragazzi, guardateli, meravigliosi, sono loro i protagonisti oggi, non è Mirella. Io parlo, ma dovete intervistare loro, sono loro i protagonisti. Grazie. Grazie allora Mirella Tuzzato per questa iniziativa. Citava Mirella il sindaco di Treviso, Mario Conte, che insomma si è dato davvero da fare per poter avviare questo progetto. Sì, in realtà il grande ringraziamento va a Mirella, perché poi i progetti nascono dalle idee e dalle persone e credo che Mirella sia stata proprio la scintilla per questo grande progetto. Ringrazio il direttore generale Francesco Benazzi e poi l'ho detto prima nell'intervento, l'obiettivo è quello di aver aperto oggi i cancelli e di non chiuderli più, di fare in modo che questa Villa Margherita diventi la sede delle associazioni di tutti coloro che si occupano di disabilità, di questi ragazzi fantastici che hanno tanta voglia di dare, di imparare e di cominciare un percorso di inserimento nella società, e credo che questi spazi siano perfetti per loro e per le loro famiglie. Sempre si è parlato di progetti culturali e credo che continueremo a parlare di cultura, ma cultura della persona, cultura dell'essere umano attraverso la formazione, la sensibilizzazione. E quindi è vero, forse oggi mancano i soldi, però non mancano le idee, non mancano i progetti, non manca il cuore, non manca la testa, e quindi una stanza alla volta cominceremo questo percorso di riqualificazione, di restituzione alla comunità di questo bene attraverso anche questi ragazzi straordinari che hanno davvero tanto da dare, quindi grazie davvero di cuore. Oggi usciamo da questa villa con il cuore gonfio di gioia.
gioia. Ecco, quindi Sindaco ci dà anche una notizia, nel senso che insomma ora si parte con il parco, con l'apertura di questo meraviglioso parco appunto alle attività motorie per i ragazzi disabili, ma ci sarà un futuro di apertura anche della villa che da tanti anni è chiusa e che da tanti anni, no, è al centro di numerosi progetti che però fino ad oggi non hanno mai trovato attuazione. Sì, mi sto assumendo una responsabilità importante, perché questo progetto non parte dalle carte, non parte dai bilanci, non parte dai progetti, ma parte dal cuore, e quindi proprio così istintivamente, dopo aver respirato questa aria di inclusività, mi sono lanciato in questo progetto e lo porto avanti con grande determinazione. La mia squadra ancora non lo sa, però insomma li ho appena informati, però credo che insomma questo deve essere un progetto di città, quindi non è protagonista il sindaco, non è una promessa del sindaco. Qui ogni cittadino deve sentirsi libero e in dovere di contribuire con il proprio mattoncino, che può essere volontariato, che può essere una donazione, che può essere qualsiasi forma di sostegno a questo progetto, che diventerà, vedrete, un modello non soltanto locale ma sicuramente regionale e nazionale. Quindi un crowdfunding per Villa Margherita? Ma guardate, di solito ho visto progetti anche importanti, con finanziamenti importanti, fallire. Qui noi partiamo al contrario, partiamo dal cuore e dalle persone, e ne abbiamo davvero tante, quindi sono convinto che i soldi arriveranno, ci lanceremo e ci proietteremo in Europa attraverso le progettualità, andremo a bussare tutte le porte delle istituzioni, dai ministeri alla regione, anche all'assessore al bilancio del Comune di Treviso, e insomma un po' alla volta i soldi li troveremo, però se ci sono i soldi e non c'è il cuore è peggio. Noi abbiamo tanto cuore, tante persone, e i soldi vedrete che arriveranno. Grazie al sindaco di Treviso Mario Conte. Abbiamo qui anche il presidente del CONI del Veneto, Sandro Ponchio, che ringrazio. Dino Ponchio, scusi, il CONI, il ruolo del CONI in questa iniziativa. Bene, perché il CONI si potrebbe dire? Il CONI che valore aggiunto può portare? Allora, con la premessa che non portiamo soldi, portiamo tutto il nostro mondo, tutti i nostri servizi, tutto il volontariato che sottende il mondo dello sport. Mi piace ricordare che lo sport è per eccellenza inclusivo, non a caso abbiamo un comitato paralimpico, ma abbiamo tante attività. Stava parlando con noi, per noi prima dell'intervento della diretta, la mia vicepresidente, come la chiamo, la presidente Clara Campese, dell'equitazione. L'ippoterapia è notoria, è un farmaco, è curativa, e quindi mettiamo a disposizione tutto quello che noi possiamo fare, tutto il nostro mondo, che è formato nel Veneto da 13.600 società, da oltre 800.000 tesserati. Sul trevigiano, Treviso è un'eccellenza. Tra le eccellenze mi piace ricordare, come è stato detto, la signora Mirella, che tra le cose buone che fa in televisione, nel sociale, che sta facendo e farà qui in particolare, mi ha fatto anche allenare stamattina, perché non essendo del luogo ho fatto un allenamento dopo anni per arrivare, quindi ringrazio anche di questo. Comunque noi ci siamo, ci saremo, siamo a disposizione. Il mondo dello sport ha molto da dare alle famiglie, ai genitori, ai ragazzi, e lo daremo volentieri. Ecco, mondo dello sport che, lo ricordiamo, per tutti ma soprattutto per le persone disabili ha subito un colpo durissimo dalla pandemia, con mesi di chiusura di tutte le palestre, di tutti i luoghi dove era possibile fare attività motoria, quindi è un'attività, diciamo quella di oggi, che assume un valore ancora maggiore. Ma certo, il signor Sindaco prima parlava di cultura in senso lato. A noi giovani insegnanti di educazione fisica degli anni 70 dicevamo lo sport è con l'accento cultura, quindi noi facciamo cultura come molte altre forme di cultura. In questo momento, in uscita dalla pandemia, almeno spero, parlavo prima col direttore generale Benatti, noi abbiamo bisogno di aiuto, il mondo dello sport dalle istituzioni, dagli enti locali, dai comuni, province, dalla sanità regionale. Ricordo che la sanità regionale e il dottor Benatti in particolare hanno messo a disposizione i tamponi gratis per la pratica sportiva, quindi facendo sistema credo che potremo fare tante belle cose assieme.
Grazie a Dino Ponchio, presidente del CONI del Veneto. Si citava il direttore generale dell'azienda sanitaria dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno. Dottor Benazzi. Qual è quindi il ruolo dell'azienda sanitaria per questo progetto così importante per l'inclusione delle persone con disabilità? Io credo, ho risposto più che altro a una sollecitazione importante di Mirella, che ci ha chiesto di mettersi anche noi in gioco in questo bellissimo progetto, che è di inclusione, perché significa che i giovani adulti possono venire qui, seguire gli orti, avere anche un'attività ludico-motoria, come diceva il presidente del CONI, fare la pet therapy eccetera, ma soprattutto quello che è importante è anche, come dire, aiutare le famiglie nel momento in cui le famiglie hanno un luogo dove poter portare i propri cari, portare le persone a integrarsi con gli altri e a fare ovviamente attività di un certo tipo. Quindi per noi tutte queste situazioni che poi vanno a favore della disabilità eccetera sono positivissime. Credo che cercheremo anche noi, in accordo col Comune di Treviso e con la conferenza dei sindaci, di vedere poi anche all'interno del piano di zona che ruolo potrà avere questa realtà, che comunque è una realtà importantissima perché comunque aiuta le famiglie e le persone disabili. Grazie al direttore generale dell'ULSS della Marca Trevigiana. Ritorniamo a parlare delle associazioni sportive, perché abbiamo qui con noi Clara Campese della FISE del Veneto, la Federazione degli Sport Equestri. Si parlava di ipoterapia con il presidente del CONI. La vostra associazione quindi come sarà coinvolta in questo progetto? È stata coinvolta così, molto semplicemente, dando un'apertura alla richiesta di Mirella. Abbiamo immediatamente provveduto a contattare delle ASD, associazioni, quindi dei centri ippici qui della zona, che prontamente hanno aderito e pertanto si struttureranno in giornate, porteranno qui cavalli, porteranno qui pony, porteranno ovviamente i tecnici e tutto il personale per mettere a disposizione questo straordinario animale che è un grande maestro di vita e che fra l'altro, a differenza dell'essere umano, non giudica. E per lui tutte le persone vengono valutate per quello che hanno dentro, per il cuore, per la sensibilità, e quindi per noi è veramente un onore poter dare un piccolo contributo, ma lo faremo con grande piacere a questa iniziativa. Quindi insomma potremo vedere in questo parco anche l'ipoterapia, potremo vedere i cavalli? Certamente sì, infatti i circoli coinvolti avranno all'interno dello staff delle persone che sono proprio qualificate per questo tipo di attività, perché ben si conosce la generosità e la disponibilità che il cavallo ha nei confronti dell'uomo. Si dice anche che non si capisce per quale motivo, ma l'animale, il cavallo, è felice di rendere felice l'uomo. Quindi così come è giusto che sia, è anche bene essere prudenti e rispettare quindi delle norme di sicurezza che, per chi conosce bene ovviamente l'ambiente equestre, è tenuto a rispettare. Questo ovviamente nell'interesse del buon svolgimento di questa iniziativa. Grazie mille, grazie. Qui abbiamo l'assessore al bilancio del Comune di Treviso, Cristian Schiavoni. Il sindaco, buongiorno assessore, l'ha chiamata in causa direttamente, no? Ci sarà un po' da darsi da fare per portare avanti questo progetto così importante sul parco, ma l'abbiamo sentito insomma dal sindaco anche sulla villa. Sì, l'ho detto poco fa, in un mese abbiamo fatto tanto, insomma ha fatto tanto Mirella, e chissà che oggi sia l'inizio di un percorso nuovo dove abbiamo messo la prima pietra e tutti assieme si riesca a fare un progetto meraviglioso. Grazie a Cristian Schiavon, assessore al bilancio del Comune di Treviso. Qui abbiamo anche l'ISRA, Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, le case di riposo di Treviso, l'istituto per anziani più grande del Veneto. In che maniera verrete coinvolti come ISRA in questo progetto su Villa Margherita? Intanto una parola sul progetto, che io credo che sia una prima importante battaglia contro il pregiudizio che c'è nei confronti dei disabili e, se permettete, anche nei confronti degli anziani. Quindi questa è un'azione prima di tutto di carattere culturale, perché la nostra società ha bisogno di guardare con occhio diverso. La disabilità non sta nelle persone, la disabilità sta in chi guarda le persone. Quindi è l'occhio disabile del cosiddetto normale che noi cerchiamo di andare a modificare.
Ecco, quindi questo è l'aspetto fondamentale. Su questo noi faremo la nostra parte, perché facciamo parte del sistema con il Comune, l'ULSS e tutte le associazioni. Noi cerchiamo di rendere migliore, cerchiamo di fare in modo che chi abita a Treviso possa dirsi fortunato di essere a Treviso e di vivere, diciamo, in questo contesto. E allora io credo, scomodo una cosa importante, dico il Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa e Resilienza. Io credo che questo sia un primo atto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché integra tutto ciò che è integrabile in un contesto nuovo e sviluppa una politica territoriale, che è ciò che bisogna fare per cercare di stare tutti bene assieme, e l'ISRA ovviamente farà la sua parte. Grazie allora a Giorgio Pavan, presidente dell'ISRA, direttore, dell'ISRA, e qui abbiamo la preside del liceo, veramente, di questo istituto alberghiero Lepido Rocco di Lancenigo di Villorba. Prego. Ecco, buongiorno, abbiamo visto che ci sono qui molti ragazzi dell'istituto, ecco, che si stanno anche alzando in piedi. Ecco, grazie allora ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Treviso del Lepido Rocco. Preside, come siete stati coinvolti in questa iniziativa? I nostri ragazzi seguono il corso di vieni qui vicino a me, perché loro sono i protagonisti, di lavorazioni artistiche alla scuola Lepido Rocco di Lancenigo. Siamo stati coinvolti perché Mirella ha chiesto di collaborare con la scuola, e colgo alcuni spunti del signor Sindaco e del dottor Benazzi. Avete parlato di formazione. Loro arrivano dopo la terza media e fanno formazione nell'ambito culturale, professionale, e poi, come dico sempre io, ragazzi, i miei allievi devono essere i migliori, e quindi siamo come scuola la cerniera tra l'impresa e le istituzioni. Loro vengono formati in modo tale che all'uscita del percorso scolastico possano entrare nel sistema impresa dello Stato, e spesso e volentieri ce lo facciamo. Che cosa dire? Oggi sono qui con grande entusiasmo i nostri allievi e i nostri docenti, abbiamo una rappresentanza, perché sono felici di dimostrare quanto hanno imparato a scuola e come si sanno spendere nel territorio. Ecco. Volete aiutarmi a dire qualcosa, ragazzi? Un saluto, un grazie alla signora Mirella che ci ha coinvolti, un grazie alle istituzioni che credono in noi e a Regione Veneto che finanzia il corso specifico per i nostri allievi. Emma, volevi aggiungere qualcosa? Sì. Sì? Ciao a tutti. Quanto contenta sei, Emma, oggi? Guardate il sorriso di Emma, Volevo aggiungere che non parliamo mai noi a scuola di inclusione, non viene usato dovete fare inclusione, la facciamo. Quindi tutte le attività proposte dalla scuola non hanno un'etichetta per A, per B e per C. Tutti partecipano a tutte le attività con le potenzialità e con i riconoscimenti che possiamo dare. Quindi ecco che siamo una grande scuola con tanti bravi e brave allievi.
Grazie. Ecco, Preside, lei accennava al post scuola, no? Questa funzione di raccordo che voi avete appunto tra le istituzioni, i ragazzi e poi il mondo del lavoro. Che riscontro avete per il futuro? Perché dopo la scuola questi ragazzi possono avere un futuro nel mondo. Allora, già al secondo anno gli allievi e le allieve partecipano ad un primo stage. Li collochiamo all'interno di realtà che possono essere cooperative di tipo B, piuttosto che imprese quali supermercati o ditte che possono accogliere i nostri ragazzini che sono in grado di dimostrare. Al terzo anno un ulteriore stage di 200 ore, con questo dimostriamo al territorio le potenzialità e le conoscenze degli allievi. Il progetto che ha proposto Mirella è un progetto eccezionale perché avevamo noi in mente di fare un post triennio, chiamandolo quarto anno, quinto anno, dove si potrebbe organizzare una cooperativa o laboratori di produzione in modo tale che i ragazzi si possano autosostentare. Abbiamo aggancio con l'ULS e con i SIL del territorio in modo da dare i nominativi dei ragazzini per il collocamento e molto spesso capita anche che dopo un progetto triennale nell'ambito delle lavorazioni artistiche per ragazzini con certificazione, questi vengano inseriti in figure professionali per raggiungere la qualifica vera e propria. Quindi la scuola non pensa. Marta, ti ringraziamo, non so se riesci a sentirci. Niente, Marta, ti ringraziamo davvero, grazie davvero per questo contributo, ringraziamo anche Simone Merlo che è con te, ringraziamo soprattutto Mirella Tuzzato che ha portato avanti questo importantissimo progetto, lo ricordiamo, si chiama Villa Margherita Parco Inclusivo e poi ne parleremo ancora ovviamente nel corso dei nostri telegiornali, vi faremo insomma sapere anche qualche notizia in più. Ma ora ci colleghiamo in diretta, lo vedo già, Federico Canera, assessore regionale al turismo, buongiorno. Salve, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, allora partiamo subito dalla prima notizia, che guardiamo il servizio insieme e poi lo commentiamo. Il primo volo proveniente dagli Stati Uniti a Venezia, molti anche gli italiani che sono rientrati hanno potuto riabbracciare i propri familiari. Lo guardiamo insieme, poi lo commentiamo anche perché poi parleremo anche dell'aeroporto Canova. Ore 11.05 aeroporto Marco Polo di Tessera, eccolo in arrivo il Boeing 767-300 di Delta Airline proveniente da New York. Il primo volo dopo la pandemia in arrivo dagli Stati Uniti, evento che segna la ripresa dei collegamenti intercontinentali. Partiamo con 3 voli a settimana, diventeranno 5 voli alla settimana ad agosto. Ad agosto aggiungeremo anche il Venezia-Atlanta e avremo una copertura settimanale, cioè c'è sempre un volo Delta ogni giorno sull'aeroporto di Venezia e 3 volte alla settimana ne avremo 2, un New York e un Atlanta. È un momento di ottimismo, un momento di liberazione, un momento anche di speranza perché questo volo che arriva pieno oggi in città segna la ripartenza del turismo americano, quindi è uno dei turismi più importanti per la città. Una data importante per il Veneto e per Venezia, luogo molto amato dai turisti americani. Prima della pandemia nel 2019 la città è stata visitata da 844.000 statunitensi. Questi voli potranno finalmente stimolare la ripresa dell'industria turistica in totale sicurezza. La nostra parte l'abbiamo fatta cercando di dare sicurezza e comunicandola anche agli americani. Sono già state inoculate 4 milioni di dosi di vaccini ai veneti e quindi il messaggio che noi vogliamo dare: venite tranquillamente in Italia, venite in Veneto, che i nostri luoghi sono sicuri. Con la riattivazione dei voli su New York, l'aeroporto di Venezia riapre ad un mercato di fondamentale importanza. È bello vedere questo primo volo che arriva da New York con 214 persone su 225 posti, per cui
ovviamente questo dice che c'è voglia di viaggiare, gli americani vogliono tornare in Europa e in particolar modo a Venezia. Dunque, Assessore, una buona notizia, si riparte un po' con la normalità? Assolutamente sì, era una notizia che stavamo attendendo da tempo. Per noi il mercato internazionale extraeuropeo è fondamentale, soprattutto per le città d'arte, e ovviamente questa ripartenza dei voli della Delta per gli Stati Uniti è fondamentale. Ricordiamo che prima della pandemia noi facevamo circa 1 milione di arrivi soltanto dal mercato statunitense, più 500.000 dal Sud America, altro 500.000 dall'Africa e un altro 1 milione dall'est, dal Far East, dall'estremo est, quindi Cina, Giappone e quant'altro. Quindi i voli internazionali extraeuropei sono fondamentali soprattutto per le città d'arte, non soltanto per Venezia ma anche per tutto il resto del territorio che sappiamo ha sofferto molto di più della costa, della montagna, del lago di Garda durante il periodo della pandemia. Fra l'altro, Assessore, rivedere finalmente i turisti che hanno potuto riabbracciare, gli italiani hanno potuto riabbracciare i propri parenti, perché dopo 2 anni insomma si è riusciti a far tornare questo collegamento importantissimo, come diceva lei. Sì, ovviamente ci sono tante persone che vivono in America, hanno anche familiari o parenti. Io stesso ho ricevuto parecchie telefonate di persone che mi chiedevano come si poteva fare, anche quali erano le regole da seguire, il problema dei vaccini, dei tamponi, tutte queste situazioni che effettivamente che l'Italia è mancata un po' nella comunicazione nell'ultimo periodo relativamente alla facilitazione, nel dire ai turisti come poter accedere nel nostro paese. Finalmente ora con la questione Green Pass i controlli vengono fatti a monte, quindi nel momento in cui tu dimostri di avere il vaccino oppure di aver fatto un tampone oppure di essere guarito negli ultimi 6 mesi puoi accedere tranquillamente nel nostro paese. Ecco, diciamo che manca ancora la reciprocità, nel senso che non c'è problema per gli americani che vengono in Italia o in Veneto, ovviamente c'è ancora qualche problema per gli italiani che si recano invece negli Stati Uniti. Ecco, Assessore, stava appunto spiegando per i turisti esteri che vengono in Italia, dunque come diceva lei, perché effettivamente non c'è ancora molta chiarezza e la gente ancora domanda ma per venire in Italia alcuni stranieri ci dicevano cosa dobbiamo fare, che cosa c'è bisogno, quindi vogliamo ricordarlo un attimo, il Green Pass, diceva lei prima. Sì, allora bisogna aver fatto ovviamente le vaccinazioni. Per avere il Green Pass sono 3 le condizioni: o essere vaccinati e quindi ovviamente dimostrarlo nel Green Pass, oppure fare un tampone nelle 48 ore precedenti all'arrivo, oppure dimostrare di aver contratto il virus ma di essere anche già guariti nell'arco dei 6 mesi. Ovviamente dopo i 6 mesi questo non vale più. Se si è in una di queste 3 condizioni è possibile accedere nel nostro paese. Ecco, purtroppo come diceva lei dal 1° luglio questa cosa è chiarita, però a giugno noi avevamo avuto parecchie lamentele. Io stesso avevo sentito gli operatori del settore i quali mi dicevano per esempio che c'era una famiglia, le porto anche un caso specifico di una famiglia norvegese che voleva recarsi in Italia, sarebbe arrivata in auto, quindi ci avrebbe messo più di 48 ore, no? Quindi il tampone che nel frattempo, secondo me abbiamo detto che deve essere nelle 48 ore di validità, in quel caso sarebbe scaduto, perché insomma arrivare dalla Norvegia in auto significa anche prendere dei traghetti per arrivare nel continente, insomma la strada è un po' lunghina. Queste persone dicevano sì, ma noi abbiamo fatto i vaccini. Fino a giugno purtroppo per accedere in Italia ci voleva sia il vaccino che il tampone. Questo perché secondo me c'era una mancata comunicazione, non perché le regole lo dicessero. Finalmente dal 1° di luglio la questione sembra essere finalmente risolta. Ecco, parliamo invece non solo di Venezia ma anche del Canova, 90.000 passeggeri nel primo mese di ripartenza, anche qua un'ottima notizia. Sì, la crescita è costante e questo è importante perché fino a poco tempo fa era completamente chiuso e poi appena ripartito noi vediamo che ogni giorno incrementa, quindi 90.000 passeggeri sono veramente tanti. Ovvio che non siamo ai livelli che eravamo abituati a vedere, però l'importante è vedere che c'è una crescita costante. Questo è importante non solo per l'aspetto turistico, ma pensiamo anche alle centinaia di lavoratori che erano in cassa integrazione e che finalmente oggi
possono lavorare non solo all'aeroporto Canova, ma anche a Venezia al Marco Polo, anche a Verona, quindi tornando a pieno regime. Insomma, noi non solo diamo una risposta dal punto di vista turistico, ma anche ai lavoratori. C'è un indotto sul turismo che, insomma, non vado a ripeterlo, è fondamentale e non è legato soltanto alla ricettività. Io, che oggi lo ripeto sempre, che sono anche assessore all'agricoltura, vedo cosa è costato il lockdown e la chiusura del canale Horeca, quindi dell'hotelleria, della ristorazione, del catering, dei ristoranti, per quanto riguarda anche il tema dei nostri prodotti DOP e IGP. Quindi turismo significa artigianato, commercio, significa agricoltura, significa anche mobilità. Pensiamo ai tassisti, agli NCC, ai bus turistici, cioè tutte persone che sono andate in difficoltà. Con la riapertura degli aeroporti noi torniamo a volare a 360 gradi. Ecco, torniamo solo un attimo al Green Pass, perché noi abbiamo ricevuto anche tantissime chiamate. È vero, insomma, le regole sono chiare adesso per chi viene in Italia, ma non sono tanto chiare per chi invece va all'estero. Tipo in Inghilterra abbiamo visto, insomma, abbiamo ricevuto tante chiamate di persone che dicono qui continuano ad annullare i voli di prenotazione, i voli di rientro, e ci sono difficoltà, a parte che l'Inghilterra, insomma, lo sappiamo, in questo momento si trova in una situazione comunque difficile per i contagi che sono aumentati proprio nell'ultimo periodo della variante Delta, ma questo vale anche per altre località turistiche estere. Sì, purtroppo su questo non c'è appunto ancora chiarezza, perché ogni paese è a sé in sostanza. Cioè, prima, io il consiglio che posso dare a chi si vuole recare all'estero è di informarsi bene dove va, tramite la Farnesina, capire quali sono le regole di quel paese ospitante, perché anche se è un paese europeo non è detto che basti il vaccino, ma come le dicevo prima, purtroppo era così anche da noi fino a poco tempo fa, non basta il vaccino, ci vuole anche il tampone. Quindi informarsi bene prima di partire cosa bisogna fare, perché altrimenti si rischia poi di non poter entrare nel paese. Ecco, parlando invece del turismo, insomma, italiano, dei turisti in Italia, insomma, come sta andando, soprattutto nel Veneto, ovviamente non interessa come sta andando, com'è l'andamento? Primo mese, insomma, di stagione estiva è andata, insomma, stiamo andando verso, ormai siamo a luglio, secondo mese, come sta andando il turismo? Ma guardi, io francamente sono abbastanza contento e anche ottimista, nel senso che giugno è stato un mese ancora un po' difficile e particolare, perché ovviamente non c'era ancora una riapertura anche degli aeroporti così importante, però luglio e agosto noi abbiamo moltissime prenotazioni, soprattutto per la costa, la montagna e il lago di Garda, e devo dire, insomma, che in particolare agosto mi dicono, non dico tutto esaurito, ma quasi. Ovviamente in questo periodo noi vediamo ancora che c'è un turismo molto concentrato nel weekend, quindi venerdì, sabato, domenica, mentre la settimana a giugno è stata difficile. A luglio si comincia a avere anche prenotazioni anche durante la settimana. A agosto invece mi dicono che è già tutto pieno. Noi speriamo di avere anche una bella estate, quindi un settembre bello come l'anno scorso, in maniera da poter recuperare. Certo non avremo mai i numeri record che eravamo abituati a avere negli anni scorsi, però insomma io penso che si possa parlare di una ripartenza vera. La cosa più importante che mi dà fiducia è vedere che la gente ha voglia di viaggiare. Noi eravamo anche preoccupati dell'aspetto economico, perché dopo 2 anni quasi di chiusura ci sono anche tante famiglie in difficoltà, quindi anche famiglie che magari fanno fatica a spendere. Invece vediamo che magari la gente risparmia su qualcos'altro, però un po' di giorni di vacanza se li vuole fare, e quindi insomma vediamo che questo vale per i veneti, per gli italiani, ma anche per gli stranieri che appunto stanno prenotando in massa. Ecco, appunto mi aveva anticipato, perché noi, insomma, andando un po' in giro nelle località venete, anche marittime ma anche montane, abbiamo sentito veramente tantissimi stranieri, molti tedeschi, molti austriaci, ma anche tanti polacchi. Sì, in effetti lei sa che per noi diciamo che il mercato di lingua tedesca, quindi Germania, Austria e Svizzera, è fondamentale. Pensi che 2/3 degli stranieri che vengono in Veneto appunto sono di lingua tedesca, quindi per noi quello è un mercato fondamentale. Noi continueremo a investire, anche se è un mercato diciamo maturo, magari investiremo anche più sul nord Germania, perché noi solitamente prendiamo la parte bassa, no? Quindi la Baviera, l'Austria,
e la Svizzera, dobbiamo puntare molto di più secondo me sul nord Europa per quanto riguarda il mercato europeo e ovviamente l'est Europa. Questo è un mercato molto importante perché se vi ricordate noi l'abbiamo sempre avuto in alcune località nostre della costa, penso a Bibbione in particolare, però mentre in passato 10-20 anni fa era un mercato tra virgolette se vogliamo povero o comunque insomma di persone che non avevano grandi capacità di spesa, oggi quei mercati sono cresciuti molto, quindi i polacchi, gli ungheresi, i cechi che arrivano nel nostro territorio sono persone che oggi hanno anche grande capacità di spesa, quindi è un mercato molto importante per noi che stiamo presidiando, questo per quanto riguarda il mare e la montagna in particolare e anche il lago di Garda, mentre come le dicevo prima per quanto riguarda le città d'arte, in primis Venezia, qui è molto importante il mercato extraeuropeo, ecco perché i voli dell'aeroporto Canova sono fondamentali. Grazie davvero Assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie buona domenica. Grazie a voi e buona domenica a tutti i telespettatori. Grazie, arrivederci. Dunque avete sentito, insomma, turismo ma che è ripartito sia per i turisti che stanno venendo in Italia sia invece per insomma, i veneti, i turisti italiani che vogliono andare all'estero, con le raccomandazioni ovviamente di chiamare, di cercare di capire quali sono le regole per ogni paese. Lo ripetiamo perché effettivamente ogni paese estero ha una regola diversa e quindi è bene prima di mettersi in moto di sapere che cosa ci si aspetta andando in un altro paese. Quindi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio perché vi presento subito l'ospite prima di andare in pubblicità che ho qui con me, che è Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno. E parleremo anche dei Green Pass, e parleremo anche di che cosa fare per averlo, per ottenerlo, per chi magari non l'ha ancora avuto. Pubblicità e poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, sempre in diretta, siamo in compagnia di Paola Roma, buongiorno di nuovo. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Dunque torniamo a parlare del Green Pass, molte le chiamate, qualcuno non l'ha ricevuto, altri invece hanno ricevuto il messaggio dal Ministero. Che cosa si deve fare qualora non si avesse ricevuto il messaggio? Sì, allora l'entrata è sicuramente nel sito www.dgc.gov.it. In questa entrata bisognerebbe disporre intanto della carta d'identità, quella elettronica, oppure dello SPID, oppure delle 8 cifre finali che compongono la tessera sanitaria. Fondamentalmente abbiamo visto che alcuni già dopo la prima dose hanno già ricevuto questa parte di codice. In alcuni casi in cui non è potuta emergere sotto questo profilo possono collegarsi e direttamente da lì poterlo scaricare. Addirittura abbiamo saputo che, appunto, come diceva lei, li hanno ricevuto quelli che hanno avuto una sola dose, ma non quelli che hanno ricevuto già 2 dosi. Certo, perché chi aveva la prima dose era un PIN comunque incompleto, dei codici incompleti, e quindi dovranno ricevere con la successiva seconda dose l'altra parte per andare a completare appunto ed avere poi il certificato finale da scaricare. Dunque, altra cosa, vabbè, in Green Pass di cui c'è ancora un po' di incertezza, quanto dura, quanto non dura, si dovrà attendere, insomma. Sì, esatto, si parlava di 9 mesi, adesso però comunque bisognerà attendere le definizioni su questo. Sapendo che poi a ottobre, mi scusi, dovrebbe esserci anche un richiamo. Esattamente, sotto questo profilo, ma aggiungiamo anche un'altra cosa, che col fascicolo sanitario elettronico probabilmente si arriverà anche in questa situazione a potersi scaricare anche poi direttamente da lì, però al momento è questa la modalità ritenuta idonea per poter entrare e fare velocemente. Alcuni cittadini già lo SPID ce l'hanno, anche perché qualche comune ha già messo appunto la disponibilità di aiutare tramite gli uffici i cittadini a poter avere questo, però diciamo che sotto questo profilo anche già con la tessera sanitaria tantissimi insomma stanno cercando di arrivare in questo modo. Perfetto, parliamo invece di una cosa importante, lo screening è partito nei giorni scorsi nell'hub di Villorba, screening a tappeto di tamponi per tutti quelli insomma che volontariamente ovviamente lo vogliono fare. Importante per sequenziare il virus, adesso che insomma i contagi sono diminuiti, l'abbiamo detto più volte, è fondamentale sequenziare proprio per evitare poi il diffondersi di varianti come la Delta eccetera. Come sta andando e a chi è rivolto e come si fa insomma per poter... Sì, allora, intanto fondamentale questo screening voluto dalla Regione Veneto, e quindi è fondamentale quello che è stato il piano che poi si è messo in atto, perché questi tamponi appunto salivari che vengono fatti
anche nei centri vaccinali, come appunto dicevi tu, anche in tutti gli altri, oltre che a Villorba sta appunto emergendo. Diventa fondamentale perché è semplicissimo, viene appunto avviene tramite la saliva, quindi si mette in bocca e poi appunto fuoriesce poi il risultato, che ognuno poi si scarica la sera direttamente proprio nell'accesso del proprio fascicolo del cittadino. Sotto questo profilo è importante anche aggiungere quelle che sono state poi le ulteriori interventi, proprio perché si continua nelle strutture, si continua anche nei centri per i disabili, si continua insomma a dare questo tipo di risposta, anche importante quella che viene data ai Covid Point, perché con l'autocertificazione appunto si spiegava, e comunque con i sindaci e tramite l'azienda sanitaria è stato spiegato con l'autocertificazione dove aderire alla campagna di testing. Diventa importante anche per chi deve andare a un matrimonio, che appunto prima dovendolo ricercare privatamente aveva un costo anche di un certo tipo, altre situazioni invece dei ragazzi che devono andare ai campi scuola, piuttosto che quella campagna di testing che appunto si sta valutando anche per quello che riguarda i centri estivi, quindi per avere anche ulteriori interventi sotto quel profilo. Importante questo tipo di intervento perché anche per i centri, quelli che seguono ragazzi minori, quindi con i servizi ricreativi ed educativi, diventa fondamentale appunto questa volontà della Regione Veneto, è diventata importante anche appunto per le realtà dei centri vaccinali, quando uno può approfittare anche di questo. Appunto prima si parlava di turismo, anche per poterlo fare proprio collegato ad aver fatto questo tipo di campagna. È fondamentale, ripeto, perché lo diventa anche per quelle piccole necessità che il cittadino doveva ricevere chiaramente a pagamento. Aggiungo che tra le vaccinazioni appunto da domani partirà, dal lunedì al sabato, anche al centro di Monastier la possibilità di potersi vaccinare per la fascia under 50, quindi questa diventa un'ulteriore risposta che parte appunto da domani. Ricollegandomi invece con quanto riguarda il punto i Covid Point, sappiamo che da oggi per le domeniche fino a una data che ancora non è stata definita, con l'azienda sanitaria appunto vengono fatti solo nel punto di Treviso fino alle ore 13, successivamente invece negli altri centri durante la domenica questo servizio non viene dato, però ripeto c'è comunque la disponibilità nelle altre appunto sedi per poterlo fare. Ecco, dunque se una persona, se ho capito bene, una persona che ad esempio deve andare a fare un viaggio e ha bisogno del tampone, nella campagna di testing ha la possibilità di... E quel risultato, mi scusi, vale per poter andare, perché dicevano c'è bisogno delle molecolari, c'è bisogno, perché anche qui c'è un po' di confusione. Sì, ci sono anche poi le 3 valutazioni, dobbiamo sempre capire dove si deve recare la persona e quindi capire quali sono le richieste che poi vengono date, perché per la partenza chiaramente da noi ha una valutazione, mentre per andare diciamo all'estero, appunto come si ricordava prima, ha le altre valutazioni collegandosi nel sito della Farnesina e verificando quali sono appunto i requisiti in quel caso. Però chiaramente questa è una delle risposte, perché appunto nelle 3 condizioni, all'interno delle 3 condizioni è questa collegata appunto al tampone che viene fatto. Ripeto, questa campagna di screening diventa fondamentale, ma lo diventa anche perché appunto per i semplici matrimoni, lo conoscevamo anche quando ci chiedono per poter celebrare i matrimoni, quindi devono avere questo tipo di intervento, insomma i costi ricercandoli nel privato oppure attraverso le farmacie aveva anche un certo tipo di costo. Aderendo a questo quindi si va davvero incontro al cittadino e anche a queste piccole cose che magari non vengono notate al di fuori, ma diventano importanti anche per la spesa che si va appunto a sostenere. E ricordiamo che tutte le persone, soprattutto i giovani adesso che stanno andando a fare il vaccino, la prima dose di vaccino, quando si arriva nelle hub viene chiesto, perché ovviamente è su scala volontaria, se una persona vuole o meno sottoporsi anche al tampone, quindi al tampone il vaccino subito, quindi è una cosa insomma importante, come diceva Paola Roma, insomma è gratuita e non è da poco, perché i costi... Esatto, sia per i ragazzi ma anche per le badanti, ma anche per i visitatori nelle nostre strutture, diventa diciamo fondamentale ed è effettivamente un andare a incidere e non in quei costi che effettivamente avrebbero nella ricerca all'interno del privato. E soprattutto sottolineiamo, perché una delle domande che ci fanno i telespettatori è che chi non deve fare il vaccino ma vuole solo fare il tampone non ha bisogno della prescrizione medica. Non ha bisogno della prescrizione medica, accede attraverso questa campagna di testing, barrando appunto campagna di testing, e chiaramente può avere questo tipo di intervento. Ripeto, è fondamentale perché poi se lo scarica il cittadino è abituato con la parte dei referti di scaricarselo direttamente dal sito e quindi si trova direttamente tutto quanto. Quindi davvero andare anche a incidere diciamo sulle piccole normali attività che comunque hanno un esborso da parte del cittadino.
cittadino. Ecco, importante, lo ricordiamo, è perché lo aveva detto anche il Presidente Zaia nel corso dei punti stampa, era quello di fondamentale sequenziare il virus il più possibile, perché adesso che i contagi si abbassano bisogna capire quale variante incide maggiormente nel nostro territorio. In questo momento rimaneva sempre la variante inglese, se non sbaglio, certo. Roma, però insomma quella Delta abbiamo visto nel Padovano vari casi, per cui insomma sta un po' entrando anche la Delta, anche se non a quei livelli, giusto? Certo, sicuramente, quindi in questa modalità si ha anche un controllo sotto i diversi profili, appunto come diceva il Presidente Zaia, di andare a screenare sul diverso territorio e di intervenire immediatamente. Lo abbiamo visto anche quando è successo quel piccolo focolaio che c'era proprio nel nostro territorio, nel quale appunto si è andati immediatamente a screenare con l'azienda sanitaria, quindi si è evitato il ricovero, si è andata proprio a incidere su quelli che erano i soggetti. Quindi sotto questo profilo una campagna di questo tipo diventa chiaramente fondamentale, oltre che chiaramente dare anche molte risposte sotto altri profili, diciamo, ai cittadini. Ecco, parliamo anche degli anziani, perché sono partiti anche i famosi soggiorni per gli anziani che dopo 2 anni insomma che non potevano più spostarsi, finalmente i vari comuni si sono attivati. Ci sono delle linee guida, cioè per poter andare, ripetiamo, in quasi tutti i comuni sono partiti insomma per le zone balneari o montane, ma ci sono delle linee guida. Sì, le linee guida appunto per la motivazione per cui poi si è ripartiti sono proprio quelle allegate al DPCM, che vanno ad individuare da una parte i trasporti e quindi le modalità operative rispetto a queste, e dall'altro quello che riguarda appunto gli alberghi, quindi gli hotel. Sotto questo profilo vanno ad incidere rispetto alle modalità operative che tutti i comuni hanno posto in essere nella verifica, perché chiaramente parliamo di soggetti che dovrebbero aver già effettuato la vaccinazione, quindi questo qui è importante, la verifica della presenza della vaccinazione in questi soggetti, o nell'alternativa appunto del tampone, eccetera, perché stiamo parlando proprio del nostro territorio, quindi del territorio nazionale e non all'estero, a differenza di quello appunto che dicevamo prima. È una risposta fondamentale, perché ricordiamo che con la situazione che si era venuta a creare appunto l'anno scorso non è stato possibile organizzare questo tipo di soggiorni, e per gli anziani diventa una modalità non solo per stare insieme, ma anche per condividere insieme un percorso, un ritornare alla normalità, cosa che appunto non era possibile programmare, come invece è stato fatto differentemente per i centri estivi e per i ragazzi già dall'anno scorso. Quindi sotto questo profilo di importante diventa la risposta nell'osservanza ovviamente delle linee disposte dall'allegato del DPCM, dove appunto andava a incidere proprio nella suddivisione per i settori, perché ricordiamo queste sono ancora in vigore. Ecco, come adesione per gli anziani avete ricevuto una buona adesione e si cominciano a muovere, perché sono le persone che purtroppo sono state più impaurite da questo virus, come un po' tutti, però insomma gli anziani, che sono la parte più debole, sicuramente erano più rinchiusi in casa, diciamolo. La volontà anche di stare insieme appunto e rincontrare appunto le persone con cui già avevano questo tipo di rapporto, ma soprattutto insomma anche di rivedere anche in quei territori, perché magari ci sono dei rapporti anche annuali che si conseguono anche con le amministrazioni e con appunto questi centri, e ovviamente per l'anziano diventa anche fondamentale anche quell'attività di socializzazione, perché ricordiamo che il gioco delle carte famoso che insomma era stato sospeso, c'era tutto questo anche adesso con le varie modalità anche operative. Era partito tutto quello che è successo, perché lo ricordiamo a con una partita di carte. Questo diventa anche un momento di socialità per stare insieme, per condividere anche queste cose, oltre alla tombola, insomma i giochi fondamentali che vengono fatti insieme, però diciamo anche con l'aiuto degli operatori, ai quali vengono seguiti insomma anche perché abbiamo anche pazienti che comunque hanno magari terapie da dover prendere eccetera, ma diventa una modalità per dire bene, la luce fuori dal tunnel la stiamo vedendo, e diventa fondamentale anche per i nostri anziani, che chiaramente l'anno scorso non era stato possibile dare questo tipo di risposta. Quindi sotto questo profilo insomma tutte le amministrazioni insomma si stanno muovendo rispetto a questo, perché insomma i nostri anziani sono, oltre che la memoria storica, sono quelli che chiaramente hanno costruito le basi dei nostri paesi, e diventa fondamentale anche dare una risposta a loro, anche nel nostro piccolo, anche se fossero pochi giorni, ma cercare di dare una risposta. Ecco, fra l'altro lo sappiamo, insomma sono i giorni adesso senza mascherina all'esterno, anche se notiamo che molti continuano, forse un po' per ancora insomma il timore, perché è difficile dopo 2 anni di pandemia farsi insomma scrollarsi da dosso questo timore e questa paura, nonostante comunque la campagna vaccinale, nonostante la vaccinazione, anche
col fatto insomma di parlare di queste varianti ovviamente mette un po' di preoccupazione. Vediamo che molte persone però nonostante questo continuano a mantenere la mascherina anche all'esterno. Certo, e secondo me anche questo è l'appello proprio che il Presidente Zaia ha fatto, che non è un via libera a tutti, ma è un rispettiamo comunque, se le siamo regole. assembrati, teniamo la mascherina eccetera, diventa insomma fondamentale, quindi credo che ormai per tutti quanti è diventato normale tenere con sé la mascherina, quindi sotto questo profilo credo che anche ci sia il rispetto dall'altra parte, dalla parte proprio delle comunità, di cercare appunto di andare incontro a questo. Ricordiamo anche che chiaramente all'interno delle comunità tante sono state le situazioni che si sono poi venute a creare nelle diverse situazioni, e quindi è necessario sotto questo profilo cercare di mantenere chiaramente questo tipo di accorgimento che ormai, ripeto, è diventato la normalità, ma nel rispetto di questo, proprio perché a volte è stato difficile portare questo concetto, farlo rispettare anche ai più giovani. Credo che questo sia un senso anche di rispetto che abbiamo non solo per noi stessi ma anche per gli altri. Tra l'altro il test importante sarà quello dell'autunno, insomma, quando riprende un po' tutto, le scuole, si riprende un po' tutte le attività, insomma, riaprono in maniera... Sì, sicuramente un test buono importante, anche quello dei centri estivi di adesso, che chiaramente anche questo con le linee guida che sono state date da parte della come Regione sta andando? Sta funzionando bene, nel senso che i ragazzi, anche le modalità operative che sono state declinate, l'azienda sanitaria che appunto con la conferenza di sindaci insieme abbiamo condiviso il percorso, ma anche con il provveditore di studi, la dottoressa Sardella, per quello che riguarda anche poi le attività che alcune scuole stanno facendo, quindi l'attività di formazione fatta dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS è stata fondamentale anche per andare a riprendere quelle modalità operative anche in situazioni appunto come, ripeto, non solo i centri estivi da parte dei comuni, ma anche questi PON delle scuole, che in alcune scuole sono partiti e che quindi declinano anche una modalità operativa di mettere insieme chiaramente un po' tutti quanti noi per come gestire la situazione, non solo perché poi l'attività di formazione è stata fatta anche per le parrocchie, proprio collegata a quelle che sono le attività anche fatte attraverso le associazioni parrocchiali, e quindi è diventato fondamentale dare un'unica modalità operativa con le linee guida appunto della Regione Veneto, e che appunto sono state declinate poi nei nostri territori. Sotto questo profilo appunto lì diventerà poi importante valutare se appunto in queste situazioni anche una campagna di testing possa diventare rilevante. Ricordiamo che l'anno scorso comunque i centri estivi sono funzionati tranquillamente, chiaramente tra le altre cose sono state fatte, non ci sono state situazioni di contagio dei ragazzi, quindi anche sotto questo profilo ha dimostrato che la cosa, anche con le regole, con il rispetto dei protocolli eccetera, possa funzionare appunto nel dare questa risposta. Quindi insomma quest'anno sono partiti anche poi con un contributo che appunto sta arrivando appunto adesso da parte del Ministero, è diventato fondamentale perché questo viene riversato sulle famiglie e quindi su chi organizza i centri estivi nei nostri comuni. Ecco, terminiamo parlando dei piani di zona. C'è stata una proroga? Sì, i piani di zona sono stati prorogati a febbraio del prossimo anno da parte della Regione Veneto, e quindi sotto questo profilo si andrà a declinare adesso con i tavoli di lavoro che sono partiti. Ecco, ma questo cosa significa per far capire insomma ai nostri telespettatori? Allora, andremo come insieme di gruppi di lavoro divisi nell'area minori, infanzia, adolescenza, famiglia, la parte relativa alla disabilità, non autosufficienza, salute mentale, area anziani, ma anche quell'area che è trasversale, che è povertà e inclusione sociale, con i gruppi di lavoro costituiti da tecnici dei comuni, da politici e dall'azienda sanitaria, a individuare la prossima programmazione in base alle linee guida della Regione Veneto, che ci verranno poi declinate nei prossimi mesi, le varie strutture nelle quali le amministrazioni andranno poi ad individuare le priorità rispetto alla parte chiaramente che riguarda proprio le strutture per anziani piuttosto che le strutture per disabili, ma a declinare anche qual è la programmazione di un'intera azienda sanitaria, e quindi nei 3 distretti in cui siamo suddivisi dell'intera conferenza dei sindaci. Questo diventa importante perché è usciti da un piano di zona straordinario dove sono andati a declinare le attività che si dovevano svolgere proprio per uscire da questa straordinarietà della situazione pandemica. Il piano che verrà individuato e approvato appunto e verrà portato appunto alla Regione Veneto entro febbraio del prossimo anno avrà proprio un'importanza definitiva, perché andrà a sviscerare nei prossimi 3 anni quale sarà la programmazione sociosanitaria che appunto viene svolta con i 3 attori, l'azienda sanitaria, i comuni chiaramente, e poi la parte dei servizi che diventa fondamentale. Quindi un lavoro di squadra su questo, che va a pianificare la modalità operativa su cui intervenire rispetto alle strutture, rispetto agli accreditamenti e rispetto anche alle volontà e alle priorità che si vanno a dare. Fondamentale quindi in questo piano di zona diventerà poi la collaborazione dei vari tavoli di lavoro che, ripeto, sono partiti, e ringrazio tutti i comuni, i tecnici,
tecnici e l'azienda sanitaria, proprio perché sotto questo profilo, con un ufficio di piano che è stato istituito in capo alla direzione generale, quindi ringrazio il direttore, il dottor Benazzi, andrà poi a identificare nelle varie aree questo tipo di interventi. Siamo un'ULSS unica e quindi sì, con le varie peculiarità, ma la necessità di condividere insieme un percorso. Si va piano piano verso quella normalità che tutti si aspettano. Sì, sicuramente pian piano e sicuramente anche con quelle che sono i rispetti comunque delle regole che attualmente ci sono, ma chiaramente andando a declinare anche da parte dei comuni una necessità di intervenire sotto i vari aspetti, lo ricordavamo prima, non solo nell'area della disabilità che diventa importante, ma anche per l'area minori, perché questo diventa importante anche per le nuove comorbidità che ci sono all'interno dei ragazzi con disturbi comportamentali, con comorbidità, con l'autismo, ma soprattutto anche per poi tutta quella che è l'area anziani e quindi anche tutto quello che le nostre strutture stanno facendo proprio per uscire da questo, perché ricordo che fondamentale è anche stato l'impatto che ha avuto su di loro, e quindi la collaborazione con loro. E io ringrazio tanto Paola Roma per aver accettato il nostro invito, per essere stata con noi. Prima di dare la pubblicità, parlando di normalità, sono partiti i saldi ieri, quindi insomma poi andiamo a vedere adesso com'è andata nella zona di Padova. Sono partiti dappertutto e secondo le stime di Confesercenti almeno 6 padovani, ci hanno detto, su 10 approfitteranno di queste occasioni. Quindi vediamo il servizio, poi la pubblicità e poi torniamo in studio. Erano cose che avevo già addocchiato, quindi sono stati saldi precedentemente organizzati. Posso chiedere cosa ha preso? Ho preso dei pantaloni, un paio di pantaloni estivi, una maglietta estiva e una borsa da regalare. Budget? Allora in tutto speso sui 100 euro. Buona nelle prime ore già? Sì, sicuramente, sì. Clienti affezionati? Clienti affezionati, soprattutto clienti affezionati, perché ricevono il messaggio da parte dell'azienda e quindi chiaramente loro vengono e acquistano, vedono, magari poi ci pensano per altre cose. Buona la partenza nella prima giornata ufficiale di saldi, 1500 i negozi interessati, acquisti per 6 padovani su 10 che, secondo le stime di Confesercenti, spenderanno circa 150 euro a testa. Ottimisti i commercianti. Ci ha graziato intanto la zona bianca, già ha dato, quando è partito, come dire, buon umore, ripartenza, una parvenza di normalità. Ora i saldi, noi ci aspettiamo una buona risposta da parte della clientela. L'ottimismo c'è, ma saranno garantiti anche i controlli antifurbetti, qualche timore da parte dei consumatori. Abbiamo fatto un piccolo giro, c'è tanta gente, quindi credo che rimanderò gli acquisti a più avanti. E poi ci sono tanti falsi saldi secondo me, perché o hanno fatto in alcuni, vedevo il 10% di sconto, che non lo definirei un saldo direi, o su qualche negozio ho visto che prima magari c'era un prezzo diverso e adesso hanno un po' gonfiato il prima e quindi il dopo praticamente non è cambiato. Confidando nel buon lavoro della maggioranza dei negozi, il commercio spera di risollevarsi dopo un anno e mezzo di difficoltà. L'anno scorso è stato un bagno di sangue, cioè un disastro, perché la gente aveva voglia di comprare, ma poi non c'era motivo di spendere perché non c'era modo di poter uscire, quindi chiaramente sia stata un pochino più dura. Sicuramente quest'anno c'è già più voglia di muoversi. Vedere flussi del genere che non vedevamo da mesi e mesi, ritornare a un qualcosa di normale direi che già è un buon segno. Insomma, buona la prima giornata di saldi, certo con qualche criticità, ma le attese sono davvero buone per questo periodo. Ed ora, come annunciato, meteo e subito dopo la pubblicità. Benvenuti al meteo. Anticiclone in ritirata, subentra una perturbazione atlantica, sarà una domenica 4 luglio con frequenti temporali, ma queste correnti più temperate dureranno ben poco perché in settimana è probabile una nuova ondata di caldo. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto cielo nuvoloso salvo per temporanee schiarite soleggiate. Al mattino occasionali piogge, col passare delle ore precipitazioni un po' ovunque, anche a carattere di rovescio o temporale. Quasi del tutto assenti lungo la costa, dove saranno invece più probabili in serata. Temperature ancora in lieve diminuzione, minime tra 17 e 20 gradi, massime invece tra i 23 e i 30 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, a seguire piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo acquazzoni diffusi, attenzione a possibili fenomeni anche intensi. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 27-28 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Rieccoci nuovamente in studio, siamo in diretta, vi presento subito l'ospite che è qua con me, Fortunata Pizzaferro, vicepresidente Ordine Psicologi di Treviso. Del Veneto. Del Veneto, ecco, anche sbagliato, del Veneto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, partiamo subito da una domanda che tutti si pongono, insomma è terminata, no, non è terminata, ma siamo in una situazione insomma di quasi normalità, abbiamo ricominciato un po' la vita insomma quotidiana e normale, quella che eravamo abituati 2 anni fa, ma c'è stato un fenomeno che è quello insomma un po' del disagio, un po' dei minori, problematiche insomma legate ai minori. Guardiamo quello che è accaduto a Jesolo con tutte le sere, una movida dove ragazzi, ragazzini insomma piccoli, perché insomma 14 e 15 anni sono piccoli, che si ubriacano, poi scattano le risse e tutti dicono ma questo è un po' un fenomeno che è derivato dalla pandemia. Ma è possibile? La pandemia è la giustificazione per questo? No, probabilmente la nostra memoria storica non ci riporta indietro nel tempo, il fatto che comunque anche in precedenza il fenomeno di adolescenti e preadolescenti che già bevevano, che già stavano fuori la notte e che facevano dei comportamenti troppo impulsivi, soprattutto quando si ritrovano in branco, era già molto comune. Forse nel tempo lo abbiamo ignorato e ora tendiamo a vedere la pandemia come quella cosa che ha portato a galla una serie di problematiche che comunque c'erano anche prima e che abbiamo ignorato. Ecco, cosa si può fare? Perché noi abbiamo parlato anche con il sindaco di Jesolo, insomma diceva ogni fine settimana diventa una tragedia, nel senso addirittura stanno lì dal venerdì alla domenica, bevono tantissimo, poi basta un non niente per scatenare la lite o la rissa, poi rischiando poi di farsi anche male oltretutto veramente. Beh, quello che dovremmo fare è non pensare sempre a un intervento nell'emergenza, che è purtroppo quello che è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo, perché siamo stati in una fase di acuta emergenza, ma se vogliamo veramente aiutare questi ragazzini nella loro crescita dobbiamo pensare a dei programmi strutturati nel tempo, dei programmi soprattutto di prevenzione. Io non sono tanto preoccupata del fatto che ci siano in questo momento delle serate particolarmente allegre o alcoliche, ma sono preoccupata del fatto che non ci siano dei programmi strutturati, per esempio nelle scuole, di sostegno alla crescita psicologica dei ragazzi. Nell'ultimo anno ci sono stati dei progetti a termine, un investimento della durata di pochi mesi, ma per esempio non sappiamo ancora nel prossimo anno questi programmi saranno confermati. Non si può pensare a un'evoluzione della personalità di questi ragazzi se continuiamo a lavorare solamente sull'emergenza. Ecco, secondo lei quindi insomma al rientro dalle scuole a settembre ci dovrebbe essere un progetto, qualcosa per aiutarli, anche per aiutarli dopo questi 2 anni che sono stati comunque difficili non solo per tutti ma soprattutto anche per loro? Sono stati sicuramente difficili per tutti, ma dobbiamo ricordarci che questi 2 anni sono stati un momento di particolare scossa che si mostra in particolare sulle persone che erano già fragili, sulle persone vulnerabili. È stato un po' come un terremoto con frequenti scosse, ma noi sappiamo che il terremoto comunque distrugge solo le case che già erano costruite male. Le case con le solite fondamenta comunque hanno solamente piccoli danni, quindi dobbiamo pensare che tutte le problematiche che ora stiamo vedendo erano già presenti in precedenza, semplicemente le abbiamo trascurate, quindi dovremmo sì pensare a degli investimenti, ma degli investimenti duraturi sulla salute psicologica dei giovani. Secondo lei come sarà il prossimo anno scolastico in questa situazione, insomma, dove i ragazzi per lo più hanno fatto la didattica a distanza, per cui il rientro in una struttura con delle regole, e secondo lei ci sarà qualche difficoltà per loro?
Io spero soprattutto che sia un anno in cui non devono vivere la giornata e in cui non devono domandarsi ci sarà un giorno in cui potrò tornare in presenza, quando sarà quel giorno, spero soprattutto che non sia un nuovo anno in cui devono scoprire la sera che cosa faranno la mattina, perché l'adolescenza è comunque quella fase in cui viene messa in discussione l'autorevolezza degli adulti. Questo già sarebbe un problema. È il compito evolutivo, quindi esatto. È giusto che la mettano in discussione, però se dall'altra parte abbiamo un adulto che non può essere autorevole perché non sa bene che cosa fare, non può trasmettere nell'adolescente l'idea che ci sia un contenitore che può contenere queste sue angosce. Ecco, lei ci parlava della scuola, da parte invece delle famiglie, cosa possono fare? Ci sono dei segnali da tenere presenti? Perché insomma io ho una figlia di 20 anni, ma se avessi una figlia di 15 anni che magari va a Jesolo, come faccio a capire magari che si ubriaca? Perché ovviamente quando tornano a casa di certo non lo sono. Come fanno a capire che c'è qualcosa che non va in realtà? I segnali possono essere tanti. Gli adolescenti normalmente sappiamo che tendono a parlare poco in famiglia, però un adolescente che ha una vita a sé completamente separata, di cui i genitori non sanno nulla, questo per esempio è un segnale da cogliere e da dire prima che cosa faccio per questo problema, perché il momento ultimo in cui si ubriaca è solamente la punta dell'iceberg. Se viene a casa e io non mi accorgo, vuol dire che non so nulla anche di quali sono le sue amicizie, di quali sono le sue abitudini, di quali sono anche i suoi pensieri e le sue emozioni. Quindi devo comunque lavorare a monte. Con i ragazzi. Parlare, conoscerli, non essere invadenti, perché voler parlare con i ragazzi nei momenti in cui loro non sono pronti rischia di essere controproduttivo, ma far sapere ai ragazzi che si è sempre disponibili ad ascoltare, che si può ascoltare, si può anche accogliere il loro disagio, i loro dubbi, i loro pensieri, perché ricordiamoci che spesso i comportamenti impulsivi sono semplicemente il frutto di un'ansia, di un'angoscia, del pensare di non essere adeguati nella loro vita, nella società e con i loro pari. Ecco, questo è un problema per quanto riguarda i giovanissimi, però c'è un altro problema che è entrato prepotentemente proprio nell'ultimo periodo, che è quello delle persone fragili con qualche disagio, insomma, psichiatrico. Parliamo perché non è successo solo qui nella Trevigiano, lo ricordiamo, con il delitto di Moriago della Battaglia, ma è successo anche a Roma, è successo anche con il ragazzino che ha ucciso la sedicenne a coltellate, e tutti si domandano che cosa accade, cosa manca, perché sta accadendo, perché in questo momento è uscito questo fenomeno così in maniera così insomma prepotente. Cosa si può fare? Non vengono seguiti, ci vorrebbero delle strutture? È un fenomeno sicuramente complesso. Ora non vorrei che si pensasse che è emerso in questo momento perché ci sono stati 1, 2 o 3 casi che, per quanto siano soggettivamente dolorosi, sono comunque casi isolati. Possono essere emersi in questo momento anche perché l'occhio si dirige a questi casi, però se noi vogliamo guardare effettivamente quali sono i veri pericoli della nostra società, non sono questi agiti delle persone fragili. È importante per me sottolineare il fatto che le persone psichiatriche non sono statisticamente pericolose, sono dei casi veramente isolati. Se vogliamo parlare veramente di qual è la violenza pericolosa, è quella a cui noi diamo una spiegazione, è per esempio la violenza all'interno delle famiglie, la violenza all'interno delle coppie. Spesso questi casi ci attirano perché ci sembrano appunto incomprensibili, inspiegabili. Certo. E quindi cerchiamo di dare una spiegazione, ma la violenza che dovrebbe preoccuparci è quella a cui diamo una spiegazione, quando diciamo è frutto della gelosia, è frutto del non accettare una separazione. Episodi che invece sono statisticamente rilevanti sono quelli che giustifichiamo e che tendiamo a non vedere, di cui tendiamo a non parlare. Invece questi sono singoli casi, sì, importanti, ma ricordiamoci che non è quello il vero rischio. Sono statisticamente molto rari, come può essere molto raro essere colpito da un fulmine, mentre noi dobbiamo essere preoccupati di altre forme di violenza alle quali sì, dobbiamo cogliere i segnali. Secondo lei questa pandemia ha messo in risalto, insomma, accentuato questi fenomeni? Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no.
Sicuramente insomma, per il discorso familiare sicuramente sì, perché la pandemia poi purtroppo ha costretto famiglie a rimanere magari nella stessa casa e quindi ha sicuramente ampliato il problema. Certo, per avere delle certezze dovremmo avere dei numeri, cominciano ad esserci alcune ricerche, sappiamo che alcuni disturbi, per esempio i disturbi del comportamento alimentare, l'anno scorso hanno avuto un aumento del 30%, altri tipi di patologie, per esempio il gioco d'azzardo, sembrano diminuite perché non si poteva giocare, però non sappiamo che cosa accadrà nel dopo, se ci sarà un effetto di ritorno. È realistico che il lockdown sia stato un elemento catalizzatore appunto per queste persone che avevano già delle fragilità e che quindi abbiano subito il colpo e in questo momento esprimano tutta l'ansia, l'angoscia, la paura e le restrizioni che hanno subito prima. Però, come dicevo prima, dobbiamo ricordarci che è come un terremoto che ci ha fatto notare quali sono le case che già avevano bisogno di un intervento, ma questo intervento deve essere strutturale, non dobbiamo andare continuamente semplicemente a tappare dei buchi, altrimenti ci ritroveremo fra qualche anno con un altro evento avverso che fa succedere le stesse cose. Ecco, lei ci diceva prima ci vuole una rete importante fra varie forze per riuscire un po' a risolvere neanche arginare questa problematica. Sì, soprattutto rispetto anche ad alcuni casi che lei ha citato di cronaca, quello che mi colpisce per esempio è che si dica sempre anche nei giornali non aveva amici, non parlava con nessuno, i vicini dicono che anche questi sono dei segnali da cogliere, sicuramente le persone sempre fragili, troppo tardi però poi vengono colti. Ecco, sono segnali che vengono ignorati anche perché c'è una responsabilità diffusa, tutti pensano che sia compito di qualcun altro fare qualcosa, quindi sicuramente è fondamentale che ci siano i servizi che prendono in carico queste persone, però i servizi non possono prenderle in carico 24 ore su 24 e soprattutto non possono sapere cose che non vedono, mentre la famiglia, i vicini, gli amici se ci sono, possono vedere questi segnali e attivare una rete di protezione. Che sono, ci dicevano le famose sentinelle, cioè chi sta proprio vicino alla persona che può cogliere qualcosa che non è, magari ovviamente i servizi magari con cui non riuscivano a cogliere. Ma noi abbiamo sempre parlato del fatto che ad esempio per Moriago questa persona da 3 mesi non aveva più la terapia, non prendeva più la terapia. Questa è una legge per cui non si può obbligare nessuno, ma in quel caso molti si domandano, ma in quel caso non è possibile magari seguirlo maggiormente? Allora, che non si possa obbligare nessuno in generale non è vero, perché sappiamo che nei momenti in cui c'è un franco delirio o nei momenti in cui si mostra che la persona non può riuscire a contenersi c'è comunque il trattamento sanitario obbligatorio, ma comunque è un'estrema ratio al quale si arriva nei momenti in cui ci sono appunto dei segnali chiari e dei segnali che qualcuno dà. Quindi sicuramente più che sentinelle, che magari sembra qualcosa di aggressivo, mi piacerebbe che ci fossero degli ascoltatori attenti, quindi tutte le persone che sono intorno, quando colgono che la persona ha un ritiro sociale, per esempio, se effettivamente non amici, non parla con nessuno, cominciamo a domandarci io in prima persona cosa posso fare, che non è semplicemente denunciare, certo, ma attivare gli occhi e le orecchie per riuscire a cogliere effettivamente se c'è un disagio. Già questo potrebbe aiutare la persona a tornare un po' indietro e magari certo, anche a chiedere aiuto ai servizi. Ecco, prima di chiudere volevo chiederle questo: c'è però una sorta ancora di vergogna da parte delle famiglie nel non denunciare, che è una parola bruttissima, ma nel segnalare che magari il proprio caro, il proprio figlio ha un problema? Sì, purtroppo sì, però questo stigma sociale è appunto ciò che poi può produrre problemi più grandi. Non dovremmo vergognarci di quello che è una malattia, come tante malattie, ma dovremmo chiedere aiuto per poter collaborare insieme, per poter far sì che queste persone si inseriscano alla meglio nella società, perché anche dire mettiamole da parte, togliamole dalla strada e non le vediamo più, sappiamo che non è una soluzione, certo, proprio perché abbiamo visto che durante il lockdown tutti questi ragazzini che erano effettivamente tagliati fuori dalla società, prima o poi sono usciti fuori esprimendo la loro rabbia, e quindi mettere semplicemente un muro non risolve i problemi ma li acuisce.
Io la ringrazio, grazie davvero, grazie a Fortunata Pizzofero, vicepresidente dell'Ordine Psicologi del Veneto. Quindi la ringrazio davvero per aver accettato il nostro invito, ci sarebbe veramente molto da dire perché è una questione molto complicata, come ha detto lei, non facile, non di facile discussione, non di facile soluzione ovviamente. Ne parleremo sicuramente poi nel corso delle nostre dirette, nel corso dei nostri telegiornali, sicuramente anche con la vicepresidente per fare chiarezza, insomma cercare di capire che cosa si può fare per queste persone. Grazie davvero. Grazie a lei dell'invito. Grazie davvero. Termina qua questa diretta e niente, vi do appuntamento per questa sera al nostro telegiornale di Treviso. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.